giovani industriali veneziani stanno registrando una lieve ripresa, ma chiedono l'aiuto delle banche e della politica. 75enne in bocca a contromano il passante fra Spinea e Arino, sfiorando la strage. La polizia lo ha portato a casa e gli ha ritirato la patente. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. In apertura le laceranti vicende dei genitori separati e della gestione dei figli. Incontrerà i giornalisti domani mattina. Il padre, che martedì scorso nella scuola media Giulio Cesare di Mestre ha avuto un alterco con un'insegnante che si è intromessa fra lui e sua figlia perché la ragazzina non voleva seguirlo all'uscita della scuola. È stata chiamata la questura e sono intervenute 3 auto della polizia. La vicenda si è chiarita. L'uomo, che non vedeva da tempo la figlia, voleva stare un po' con lei e ha dichiarato di essere contrario ai metodi usati dal padre di Cittadella. Intanto, dopo le polemiche per la consulenza psichiatrica che ha portato l'allontanamento da scuola del bimbo di Cittadella, 25 psicologi giuridici, psichiatri forensi e docenti universitari hanno firmato un documento in cui affermano che l'alienazione parentale PAS rappresenta un fattore di importante rischio evolutivo per l'instaurarsi di diversi disturbi di interesse psicopatologico. Ed ora lo stato di salute delle nostre imprese, ed in particolare di quelle gestite dai giovani imprenditori veneziani. Durante l'assemblea dell'associazione di categoria sono state date 2 notizie, una buona e una cattiva, ed è stato lanciato anche un accorato appello alle banche. Sono 2 le notizie emerse durante l'assemblea dei giovani industriali di Confindustria di Venezia, una buona e una cattiva. Quella buona riguarda la ripresa che c'è, anche se lieve, lo ha annunciato il presidente dei giovani industriali, Matteo Zoppas. Quella cattiva è che ci sono aziende in agonia che stanno per chiudere e che innescheranno processi recessivi nel 2013, proprio quando è prevista la ripresa. C'è una lieve ripresa, sicuramente una lieve ripresa, si vede nelle assunzioni, si vede nelle aziende che stanno, il rapporto di aziende che stanno morendo e quelle che stanno invece nascendo, si vede nel PIL locale, però naturalmente il più grosso rischio è che le aziende che potrebbero chiudere da qua a metà 2013 possano rinnescare un effetto recessivo. Per questo l'associazione di categoria, che in 3 anni ha aumentato del 53% i propri iscritti, ha lanciato un appello alle banche, con cui vorrebbe cominciare a condividere i criteri con cui viene erogato o rifiutato il credito. E un appello anche alla politica, alla quale chiedono interventi semplici per dare respiro agli imprenditori. In questo momento c'è più bisogno di quello che appare, perché ci sono molte imprese che sono sull'orlo del precipizio ed è necessario che ci si coalizzino banche, politica, gli stessi imprenditori si devono mettere in discussione affondando l'acceleratore in quelle leve che possono dargli più respiro in questo momento. All'assemblea, a cui erano presenti molti politici, c'era anche il presidente di Confindustria di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha invocato il pronto soccorso d'impresa. Viviamo un momento tra i più brutti del dopoguerra oggi economicamente e cerchiamo in tutti i modi di salvare intanto quelli che ci sono. E per cui il pronto soccorso serve quando ci sono dei feriti. E non c'è dubbio che ci sono gli imprenditori che spesso non sanno che pesci pigliare, non sanno a chi rivolgersi. E in associazione cerchiamo di trasferire ottimismo, di trasferire linee guida, di dare una mano, di stare vicini, perché francamente spesso e volentieri ci sentiamo un po' abbandonati. Però non perdiamo il nostro inguaribile ottimismo e crediamo che un progetto industriale di prospettiva possa funzionare e debba funzionare proprio a partire da Venezia. Brugnaro ha inoltre colto l'occasione per ricordare le aspettative sulla città metropolitana di Venezia. Pur in presenza, appunto, dicevo, di queste difficoltà, credo che abbiamo le energie personali e le risorse date anche da un'esperienza di piccola, media e grande industria che altri non hanno e che possono essere messe proprio a disposizione di questa costruzione di una nuova città metropolitana. Ed ora il braccio di ferro fra le istituzioni governative e il Comune di Venezia. È intervenuto nella vicenda anche il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, che si è schierato con Venezia per restituire l'arsenale alla città, e sul caso dell'ampliamento dell'Hotel Santa Chiara, che ha visto contrapposti Comune e Soprintendenza. È arrivata la risposta del titolare dell'Hotel di Piazzale Roma, Dazzo. Sentiamo. L'Hotel Santa Chiara di Venezia si difende dopo l'attacco sferrato al suo progetto di ampliamento in Piazzale Roma da parte del Consiglio Comunale.
Cafarsetti ha accusato la soprintendenza ai beni architettonici di accordare consensi bypassando il comune. Elio Dazzo, titolare dell'hotel, risponde criticando l'inerzia dell'amministrazione comunale. Sì, perché Dazzo ha ricordato che Piazzale Roma è nato 50 anni fa, nel 1957, grazie ad un accordo, un contratto di permuta di aree tra comune e proprietari di edifici che sorgevano al centro dell'attuale piazzale. Il comune demolì i palazzi, ma non diede nulla ai privati. Da questa situazione, che Dazzo definisce di inerzia, nacque un contenzioso che si trascinò fino al 1999, quando l'Hotel Santa Chiara presentò la richiesta di autorizzazione a costruire un edificio di 3.500 metri quadrati con 3 piani e un garage interrato. La richiesta fu respinta, ma il TAR dette torto al comune e l'allora sindaco Paolo Costa decise di non impugnare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale. Ora la commissione urbanistica si chiede perché il sindaco non si mosse allora e intanto l'edificio è in avanzato stato di costruzione. E a proposito di scontri istituzionali, sembra che l'ENAC non intenda concedere l'aumento delle tariffe aeroportuali al Comune di Venezia, realizzando ciò che si era augurato il sindaco Giorgio Orsoni, entrato in rotta di collisione con la SAVE presieduta da Enrico Marchi. ENAC ha annunciato oggi che non intende più confrontarsi con le associazioni delle compagnie aeree e con i comitati utenti degli aeroporti di Roma e Venezia, essendoci già stato un incontro il 12 settembre scorso, durante il quale le associazioni e gli utenti hanno dichiarato la proposta dell'ENAC irricevibile. E ha rischiato la vita stamane un 75enne lungo il passante, percorrendolo contromano e sulla corsia di sorpasso per una ventina di minuti. È accaduto nel tratto fra Spinea e Arino in direzione Padova, pur essendo sulla carreggiata per Trieste. A lanciare l'allarme sono stati gli automobilisti sconvolti alla vista della Fiat Punto che a bassa velocità procedeva in direzione opposta al senso di marcia, obbligandoli a manovre azzardate per evitare l'impatto. All'altezza di Arino l'anziano alla guida della Punto ha rallentato fino a fermarsi, andando a sbattere contro il guardrail centrale. Un agente della polizia stradale ha saltato il guardrail, è salito in auto e l'ha spostata nella corsia di emergenza, mettendo in sicurezza l'anziano visibilmente frastornato, ed è stato portato a casa e gli è stata ovviamente ritirata la patente. Un tunisino di 30 anni ubriaco ha sfiorato la tragedia nel corso della notte sulla statale Romea, tentando di investire un poliziotto. Una pattuglia del commissariato di Chioggia, che si trovava in prossimità della rotonda di Valli, è stata avvicinata da una donna spaventata per aver notato un'auto guidata pericolosamente sulla statale Romea. Gli agenti hanno raggiunto l'uomo alla guida di una Punto blu intimandogli l'alt, ma l'individuo alla guida è ripartito di corsa tentando di investire il poliziotto, che si è gettato di lato, riportando soltanto una contusione alla gamba. La Punto ha continuato la sua fuga a contromano e fortunatamente il traffico l'ha fermata. Il tunisino ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato inseguito e catturato. E sempre nel corso della notte al Lido di Venezia la polizia ha scoperto un furgone bianco che circolava con cerchioni privi di pneumatici. Alla guida vi era un 22enne italiano in preda ai fumi dell'alcol e senza documenti e un 26enne della Repubblica Ceca senza patente. Il furgone era stato rubato ad una ditta del Lido. Ed ora sentiamo l'appello dei vongolari di Chioggia che lamentano la moria dei molluschi. Sentiamo dunque i dettagli nel servizio. Vongolari sul piede di guerra contro il magistrato alle acque. Hanno perso la loro primaria fonte di reddito. I molluschi stanno morendo. Una settantina di cooperative di Chioggia ha fatto la conta dei danni. Sono stati persi milioni di euro. Le autorità hanno individuato come causa principale il caldo e l'anossia, ma i pescatori non ne sono convinti e ritengono che dietro il fenomeno ci siano i lavori per la costruzione del Mose. La moria è stata registrata soltanto verso la fine di agosto, al termine di un'estate rovente, e in anni in cui l'estate è stata torrida, dicono, non è mai accaduto nulla di simile. Già 2 anni fa i vongolari avevano denunciato una moria sospetta in corrispondenza dell'avvio dei grandi lavori del Mose. Acqua torbida, sedimenti fuori dalla norma e caparozzoli
piccoli morti. Il magistrato alle acque allora ha smentito esistesse una corrispondenza tra il fenomeno e i cantieri e ora il problema si ripresenta e le cooperative hanno denunciato l'ente e chiesto il risarcimento dei danni. Hanno anche scritto al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il legale dei pescatori, l'avvocato Jacobelli, accusa gli enti di Stato per non aver vigilato a sufficienza sulla qualità delle acque lagunari. Dopo un'altra moria avvenuta nel 2011, la richiesta dei pescatori di analizzare la torpidità dell'acqua è stata accolta con molte settimane di ritardo e anche il sopralluogo del magistrato alle acque sarebbe avvenuto a distanza di mesi e la nuova gestione guidata da Ciriaco D'Alessio non sembra, secondo i pescatori, aver dato una svolta. Ed ora diamo uno sguardo all'area metropolitana, iniziamo dalla provincia di Venezia dove nonostante la crisi il turismo tiene soprattutto nella zona del litorale. Jesolo guadagna punti a fronte di una sofferenza che riguarda un po' tutte le località balneari come Eraclea, Chioggia e Caorle. Nei primi 8 mesi del 2012 Jesolo segna invece un più 2,23% nelle presenze. Lo zoccolo duro degli ospiti restano i tedeschi, in lieve flessione invece gli austriaci, in netta crescita i russi e i paesi del nord Europa, Svezia in primis. Noale ospiterà la festa di Aprilia. La data ufficiale dovrebbe essere intorno a giovedì 25 o venerdì 26 ottobre. Si terrà in Piazza Castello alle 19, sarà gratuita e ci saranno ospiti, musica, momenti di svago, ma soprattutto ci sarà Max Biaggi, da poco campione del mondo per la seconda volta in Superbike, e il suo compagno di squadra, il nordirlandese Eugene Laverty. Operazione anti-abusivi nei parcheggi dell'ex Foro Boario e dell'ospedale di Dolo. 18 le persone fermate di provenienza africana e quasi tutte recidive, avevano cioè già ricevuto il foglio di via dai carabinieri. I controlli contro chi chiede soldi nei parcheggi verranno intensificati soprattutto durante i giorni di mercato. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana dove il braccio di ferro fra automobilisti e pedoni ha spesso un esito incerto. L'amministrazione comunale di Conegliano non si è ancora pronunciata sul futuro di via 20 settembre. Da un lato i negozianti la vorrebbero aperta al traffico, mentre i residenti la vorrebbero senza auto. C'è anche una terza ipotesi, quella di far circolare le macchine soltanto in testa e in coda alla storica via. Sono la bestia nera di tutti gli automobilisti, neanche il tempo di parcheggiare e c'è già la multa sul parabrezza. Gli ausiliari fanno infuriare anche i commercianti di Mogliano. A causa dei loro agguati, affermano, sempre meno gente si spinge fino in centro per fare acquisti e piano piano la piazza si svuota. L'estate è finita, ma nella zona di Oderzo le zanzare sono rimaste e anzi sono ancora più fastidiose. Il clima umido ne ha favorito la proliferazione e visto che proprio la zanzara comune, la Culex, veicola il cosiddetto virus del Nilo, gli abitanti dell'Opitergino chiedono ai sindaci di intervenire con disinfestazioni. Andiamo infine in provincia di Padova, dove la voglia di novità riguarda ambienti a prima vista intoccabili. Sentiamo. Nuovo look per gli interni del Duomo di Monselice è l'ambiziosa sfida alla quale sono chiamati professionisti e designer che parteciperanno al concorso di idee bandito dal Comune. In particolare viene chiesto di riprogettare alcuni oggetti di culto e la parte sopraelevata dell'abside dalla quale vengono declamate le letture. Este e dintorni molestati dalle mosche, umidità e temperature elevate favoriscono la diffusione degli insetti, senza parlare delle concimazioni e delle vinacce che di certo non li allontanano. Ma la situazione non è preoccupante, a dirlo sono ULSS 17 e Comuni della Bassa, che d'intesa con le associazioni degli agricoltori stanno monitorando il fenomeno. Un nuovo autovelox e un sistema di rilevamento automatico dei veicoli che passano col rosso. Sono gli interventi urgenti della Giunta di Cittadella per mettere un freno agli automobilisti indisciplinati. I dispositivi opportunamente segnalati sono stati installati nelle frazioni di Santa Croce Bigolina e di Santa Maria. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni.
Pressione in aumento, avremo tempo stabile con giornate soleggiate e temperature particolarmente miti. Venerdì 19 ottobre, banchi di nebbia al mattino, poi sereno o poco nuvoloso, temperature stazionarie. Sabato 20 ottobre, sereno o poco nuvoloso con foschie notturne, livelli termici in lieve innalzamento. Domenica 21 ottobre, foschie mattutine, poi sereno e soleggiato, massime in ulteriore salita intorno ai 22 gradi. Lunedì 22 ottobre, tempo sempre stabile e soleggiato con foschie al mattino, minime stazionarie, massime in lieve aumento. La marea di venerdì 19 ottobre è normale, la massima alle 13:10 70 cm, la minima alle 20:05 meno 10 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.